questa sera per essere così numerosi a questo che è il penultimo incontro della rassegna di Venerdì Storia. Sapete che venerdì prossimo non ci sarà l'incontro di storia, ma sarà il 31 di marzo, con cui concludiamo il percorso e avremo ospite lo storico Graziosi, che parlerà della storia dell'Unione Sovietica. Prima di presentare l'ospite di questa sera, vi ricordo che non si sente? Devo ricominciare. Allora, prima di presentarvi, introdurre l'ospite di questa sera, volevo dirvi che la settimana prossima, venerdì prossimo, sempre non in questa sala, ma in biblioteca, si terrà il primo degli incontri della rassegna Musica e Letteratura. Gli altri incontri, invece, gli altri 3, saranno regolarmente in questa sala, però ricordo che venerdì prossimo non è qui l'appuntamento, ma in biblioteca. L'ospite di questa sera è davvero un ospite di grandissimo livello, uno storico molto conosciuto anche per la sua attività di divulgazione televisiva, il professor Mauro Canali, di cui vi leggo un profilo, breve profilo. Il professore ha insegnato all'Università di Camerino, ha tenuto conferenze in università europee e americane ed è stato visiting scholar alla Harvard University. È membro del comitato scientifico di Rai Storia, è editorialista del quotidiano Il Mattino e tra i suoi molti lavori e le sue molte pubblicazioni ricordiamo sicuramente il volume Il delitto Matteotti, che è disponibile anche in sala per chi vorrà acquistarlo al termine dell'incontro, Le spie del regime, Mussolini e il petrolio iracheno, Il tradimento, premio internazionale Capalbio 2014, La scoperta dell'Italia, premio Fiuggi Storia 2017, Mussolini e i ladri di regime e poi molte altre cose, tra cui ricordo la pubblicazione negli Stati Uniti di questo volume sul delitto Matteotti, che verrà integrato con tutta una serie di foto, di immagini che questa sera vedremo anche in anteprima. Il professore generosamente le ha portate e ce le farà vedere. Il volume poi verrà anche pubblicato l'anno prossimo dal Mulino in Italia in occasione dei 100 anni del delitto di Matteotti. Per quell'anniversario l'anno prossimo a Roma il professore curerà anche una grande mostra proprio su questo fatto così importante per la storia italiana. Io direi che lascio subito la parola al professore, non rubo altro tempo e di nuovo lo ringrazio per la generosità e la partecipazione. Buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio anche per l'invito a tenere questa lezione, questa conferenza attorno a un personaggio su cui ho lavorato molto. Forse è stato il personaggio che di più mi ha avvicinato alla storia contemporanea. Un grande italiano, naturalmente, uno dei padri, se vogliamo, della democrazia in Italia. È un personaggio complesso e la vicenda che lo portò alla morte poi, ancora più complessa, nel senso che fu un crimine che aprì le porte poi alla dittatura fascista. Qualcuno lo ha chiamato un delitto totalitario, nel senso che dopo questo delitto Mussolini non aveva altra strada per rimanere al potere che prendere il potere. Altrimenti, in una democrazia normale, avrebbe dovuto dare le dimissioni e andarsene, diciamo, auspicando di non essere condannato o comunque giudicato per questo crimine. Mussolini punta i piedi, rimane e a questo punto imbocca la strada della dittatura. Solo a queste condizioni, con questo crimine alle spalle, solo a queste condizioni poteva rimanere al potere. Quindi era una via obbligata. Da qui qualche storico lo chiama delitto totalitario proprio per questo motivo, perché appunto porta il fascismo, che già aveva mostrato nella marcia di avvicinamento al potere, che già aveva manifestato la faccia della violenza, il viso della violenza, costringe il governo Mussolini, che ancora, diciamo alla vigilia della morte di Matteotti, ancora si
era un governo che si reggeva in un Parlamento con la presenza anche dell'opposizione, quindi diciamo "normale" fra virgolette, un governo "normale" fra virgolette. Noi quei 2 anni, dalla marcia su Roma al delitto Matteotti, li chiamiamo il biennio normale, il biennio legalitario, nel senso che Mussolini è andato al potere, mantiene per 2 anni il Parlamento con le opposizioni, come dire, accetta ancora la dialettica opposizione-maggioranza, conta molto sull'appoggio che ha di diversi partiti, diciamo liberal-democratici, diversi partiti che ancora non avevano capito bene la natura di questo nuovo movimento, e soltanto col delitto Matteotti appunto come dire, si apre la strada, nel nostro paese si apre la strada alla dittatura totalitaria, che non sarà un processo immediato, perché dal delitto Matteotti, siamo nel giugno del 24, fino al regime a partito unico, dovranno passare ancora un paio di anni. Un paio di anni che significa dal giugno del 24 al novembre del 26. Novembre del 26 perché? Perché Mussolini promulga le cosiddette leggi fascistissime, che sono le leggi che aprono la strada al regime a partito unico. Con quelle leggi Mussolini dichiara illegali tutti gli altri partiti, eccetto naturalmente il partito fascista. E quindi costringe all'esilio, costringe al carcere e promulga una serie di leggi persecutorie nei confronti di chi non accetta questa regola. Quindi il tribunale speciale, il confino e tutta una serie di azioni repressive che aprono la strada poi diciamo al ventennio, aprono la strada al periodo maturo del regime dittatoriale, fino diciamo all'insurrezione, alla liberazione del 25 aprile del 45. Quindi il delitto Matteotti si colloca una specie di versante tra il momento legalitario del regime fascista e invece l'avvio della costruzione del regime totalitario. Matteotti, la morte di Matteotti è, diciamo, importante anche per questo, perché segna l'inizio della dittatura mussoliniana. Il personaggio Matteotti, io vorrei accennare anche all'importanza intanto del Matteotti, al di là del crimine, al di là della figura che poi assumerà, il mito che poi incarnerà per gli antifascisti, per i democratici dopo. Il Matteotti prima è un dirigente socialista giovane per l'età media allora della politica e dei politici, giovane, molto preparato, è, se vogliamo, una figura nuova di politico rispetto al mondo dei politici che fino ad allora avevano un po' affollato il teatro della politica. Era un personaggio quindi che non amava la prosa retorica. Era un personaggio che aveva prosa molto scarna, il pensiero molto lucido ma molto netto, non giocava a infiorettare, non giocava a costruire bei pensieri o frasi tornite, ma andava diretto ai problemi e alle questioni. Era molto temuto per questo, perché era il classico personaggio che denunciava senza mezzi termini e senza peli sulla lingua, denunciava le cose che non andavano. Era considerato una specie, diciamo, di avversario di Mussolini nel momento stesso che Mussolini va al potere, ma i due si erano già conosciuti e si erano conosciuti una decina d'anni prima del delitto, quando tutte e due militavano nel Partito Socialista. E si erano conosciuti a un congresso
in cui non c'era stato un confronto diretto, ma si era capito già che insomma erano su posizioni antagonistiche. E da quel momento in poi, diciamo, Matteotti, che allora era semplicemente parliamo del 1910-1912, quindi prima della guerra, Matteotti che era un personaggio ancora che si muoveva in un ambito locale, Rovigo, il Polesine, con la guerra comincia ad assumere per il suo diciamo antimilitarismo, quindi la sua ostilità verso la guerra, comincia ad assumere anche all'interno del Partito Socialista un rilievo abbastanza notevole, diciamo, di spicco. Lui con la guerra ha dei conti aperti. In sostanza lui, e qui già c'è un piccolo nodo storiografico su cui poi ci siamo confrontati, storici che hanno affrontato la questione, perché lui si connota subito all'interno del Partito Socialista come un riformista. Lui è un social riformista, quindi è vicino alle posizioni di Turati, che era il leader indiscusso dei riformisti. Ma per le posizioni che assume con la guerra, io oserei dire che Matteotti scavalca addirittura a sinistra anche quelli che poi qualche anno dopo daranno vita al Partito Comunista, feroci antimilitaristi, anzi sostenitori del neutralismo. Matteotti per le sue posizioni è uno strano riformista, è un riformista che però sulla questione guerra assume una posizione netta, addirittura antituratiana, pure contro il suo leader va, non vuole sentire parlare di guerre. E questa posizione lo porterà spesso allo scontro con quella leadership riformista a cui lui faceva riferimento in un quadro più generale, più politico. E sono molto interessanti le lettere che si scambiano, che sono state pubblicate, dove Matteotti, anche col suo maestro Turati, non nasconde le sue posizioni, insomma, è molto critico sul fatto guerra, sul fattore guerra. E è talmente antimilitarista che quando viene richiamato alle armi, l'esercito italiano non si fida di lui, non lo manda al fronte. Ci sono negli archivi, ci stanno lettere, si dice questo è contro di noi, contro la guerra. Quindi lo mandano addirittura in Sicilia, una specie di confino. In Sicilia lui fa il militare in questa località lontanissima, remota, siciliana. Perché? Perché non lo vogliono far avvicinare al fronte. Lo considerano, insomma, una cosa pericolosa che Matteotti possa stare nelle retrovie, figuriamoci al fronte. Quindi Matteotti finisce quando finisce la guerra rientra nella sua casa. È un Matteotti che però in questo periodo ha mantenuto tutti i rapporti molto importanti anche con tutto il gruppo politico dirigente socialista e riformista, e quindi già si propone come un leader che non è più un leader locale, è un leader noto. E quindi decidono di presentarlo alle elezioni del 19, le prime elezioni a suffragio universale sostanzialmente. E viene eletto. Viene eletto e lui ininterrottamente fino alla morte avrà il posto di deputato in Parlamento. Una delle immagini che avevo portato è questa. Questa è l'ultima immagine di Matteotti in Parlamento. L'ultima scattata, insomma, da questa poi alcuni pittori hanno ripreso pure, hanno fatto dei quadri, insomma. E Matteotti quando rientra e entra nella battaglia politica in Parlamento, diciamo che rispetta quella che è la sua fama. È un personaggio che è molto puntuale nelle denunce, attacca quando c'è da attaccare e soprattutto mostra una sua caratteristica che è quella del capace e abile amministratore della cosa pubblica. Matteotti
circolava una battuta che per Matteotti leggere un bilancio di una società complessa era come per una persona normale leggere un libro giallo. Quindi Matteotti, quando legge i bilanci, sa quello che legge. Come vi dicevo, è un personaggio che in qualche modo fuoriesce dall'immagine del vecchio leader politico. Io uso il termine il trombone, se me lo consentite. Cioè l'oratore, quello che convince perché è bravissimo a convincere, perché ha la parola fiorita, eccetera. Matteotti non è questo. Matteotti è stringato, ma va sui numeri, va sui fatti. È un ottimo amministratore. Il Partito Socialista lo usa molto per questo. Gli affida spesso compiti ingrati, che sono quelli dei bilanci, eccetera. E quindi è pericoloso anche per le forze di governo, è pericoloso anche per questo, perché quando prende la parola e denuncia, sa quello che dice. Lui scriverà un libro nel 23, Un anno di dominazione fascista. Questo libro non è nient'altro che una analisi spietata di quello che il fascismo in un anno non ha fatto, ma dice di aver fatto. Quindi lui elenca e divide le leggi che ha approvato il fascismo, le divide in due parti. La prima parte è le leggi che avevano deciso già prima dell'avvento di Mussolini, che Mussolini si limita ad approvare, e le altre che considera leggi non buone e ne fa un'analisi spietata, profonda, e lui in Parlamento la denuncia con estremo rigore e con estrema enfasi. Uno degli ultimi battibecchi con Mussolini è proprio su questo, su un bilancio nel 24 che il governo presenta, il bilancio, il preventivo, e Mussolini e Matteotti dice: voi sono conti fasulli, non sono sorretti da nulla, e fa un'analisi spietata del perché considerava fasulli questi conti. Quindi si propone, come già nel Parlamento, si propone come il vero avversario del fascismo, il vero avversario di Mussolini, cioè la persona, il deputato, il leader che sapeva raccogliere attorno a sé anche i consensi di forze che andavano fuori del Partito Socialista. Chiaramente in Parlamento si pone nel gruppo socialista, ma quando poi c'è la scissione dei riformisti dai massimalisti, una scissione che avverrà poche settimane prima della marcia su Roma, Matteotti seguirà Turati tra i riformisti e sarà nominato segretario di questo nuovo partito riformista, il Partito Socialista Unitario, che nasce appunto a poche settimane dalla marcia su Roma. Ora, una prima osservazione, diciamo, sui fatti, di analisi un pochino storica, diciamo. Il dramma della sinistra. La sinistra in Italia nasce con il Partito Socialista alla fine dell'Ottocento, ma nel 24 troviamo tre partiti che si richiamano all'esperienza, alla tradizione socialista. Partito Socialista, Partito Comunista, che era uscito dal Partito Socialista nel gennaio del 21, e il Partito Socialista Unitario, cioè i riformisti, se vogliamo l'ala destra del Partito Socialista massimalista, che escono appunto nell'ottobre del 24. Il dramma della sinistra italiana è questa corsa a scindersi, questa corsa poi a scindersi, ma non solo a scindersi, ma poi ad attaccarsi tra di loro con una violenza che nemmeno viene, come dire, in qualche modo riservata ai nemici, agli avversari politici. Quando avviene la marcia su Roma, sostanzialmente l'opposizione di sinistra sono tre partiti che stanno ferocemente attaccandosi e che valutano ognuno a modo suo la marcia su Roma e in genere sottovalutandone l'impatto. Matteotti non è di questo avviso, perché Matteotti capisce subito. Perché capisce la natura del fascismo?
La capisce perché Matteotti era cresciuto e seguitava ad avere rapporti nel Polesine con i socialisti del Polesine e col fascismo polesano. Vi ricordo che il fascismo polesano è uno dei più feroci, soprattutto finanziato dagli agrari del Polesine. Ricordo Balbo, tanto per fare un esempio, si muove in quell'area, Ferrara, Rovigo anche, ogni tanto arrivano le squadre di Balbo. Quindi lui l'ha conosciuto il fascismo e anche se su questo episodio chiaramente non si è calcato troppo la mano, ma lui subì anche violenza. Nel 21 lui venne sequestrato mentre stava facendo un comizio in una sezione del Partito Socialista, venne portato con un camion fuori e subì violenza. Poi fu buttato dal camion. Ora, Matteotti, quando il fascismo comincia ad assumere un rilievo importante, Matteotti a sinistra è fra quelli che ne denunciano la natura, che ne denunciano i connotati, il carattere violento. Lui è in un partito, quello riformista, il PSU, in cui c'è una componente in questo partito, una componente che erano sostanzialmente i leader del sindacato della CGIL, i vari D'Aragona, Baldesi, che con l'avvento di Mussolini al potere, Mussolini all'inizio cerca di aprirsi con il governo a qualche oppositore per far capire che lui era disposto anche a dialogare e quindi fa dell'avance anche verso certi leader socialisti riformisti che erano fondamentalmente la componente sindacale dei leader sindacali d'Aragona, Baldesi e Colombino. Matteotti spende la maggior parte delle sue risorse psicologiche e politiche, la sua energia, la spende su due fronti. La sua è una battaglia disperata da quando viene eletto nel 22 a segretario fino alla morte. La battaglia di Matteotti è una battaglia disperata, da una parte per denunciare i crimini e le violenze fasciste, dall'altra per tenere lontani dalle avanze che faceva Mussolini, per tenere lontani dal governo Mussolini quel gruppetto dei suoi, quindi questi socialisti, che ambivano invece a entrare nel carrozzone governativo. Quindi la denuncia che lui fa dei crimini fascisti, delle violenze fasciste, è una critica che ha lo scopo anche di non solo di denuncia, ma di tenere lontani alcuni compagni di partito dal governo Mussolini. È una battaglia feroce che lui fa, si consuma. Chi lo ha visto gli ultimi tempi, prima di morire, lo descrive un personaggio provato, molto provato. Quindi questo è Matteotti. Matteotti alla vigilia del suo omicidio. Occorre aggiungere una cosa per far capire bene poi le origini del delitto. Matteotti, dicevo che è un deputato, un leader moderno, e anche in questo è moderno anche nel fatto che lui mantiene rapporti molto stretti con i grandi partiti socialisti nord europei. Conosce il tedesco e conosce l'inglese. Quindi lui molto spesso va all'estero soprattutto in Nord Europa. Con i grandi partiti socialdemocratici lui stabilisce dei rapporti molto stretti e quindi è un personaggio che viaggia molto. Diciamo un leader cosmopolita per certi versi, anche per questo viene temuto, perché Mussolini non vuole che all'estero si parli male del fascismo, mentre invece Matteotti va all'estero e dove può denuncia il fascismo. L'ultimo viaggio che lui fa, diciamo, voglio sottolinearne, diciamo, i caratteri di questo viaggio perché
io lo considero un viaggio importante per capire anche la morte di Matteotti. Lo fa in Inghilterra. Occorre anche aggiungere che Mussolini, andato al potere, gli toglie il passaporto. Dice: tu vai all'estero, vai a denunciare il fascismo. Benissimo, allora non ti faccio più viaggiare. Matteotti, in fondo, poco importava. Matteotti passava il confine di nascosto, aiutato dai compagni ferrovieri che lo passavano dall'altra parte, poi rientrava e diceva: benissimo, sono uscito clandestinamente, adesso arrestatemi. È chiaro che il regime, o meglio il governo Mussolini, si guardava bene per sollevare scandali, però Matteotti era senza passaporto. L'ultimo viaggio che fa lo fa in Inghilterra, va prima in Belgio e poi in grande segretezza, senza far sapere a nessuno nulla, passa la manica e va in Inghilterra. In Inghilterra perché? Perché in Inghilterra era andato il governo, il primo governo laburista della storia inglese. E lui va a trovare i suoi amici laburisti. Li va a trovare, ma qui avvengono delle cose strane che spiegano in parte pure il delitto. Premetto che devo entrare nella tematica del petrolio e quindi in questa tematica io cercherò di essere sintetico al massimo per darvi però 2 o 3 notizie che vi consentono poi di seguire il ragionamento che viene fatto nelle alte sfere fasciste per arrivare a decidere l'uccisione di Matteotti. Matteotti in Inghilterra incontra gli inglesi e gli inglesi gli danno dei documenti. E questo lo sappiamo. Gli danno dei documenti che riguardano riguardano molte cose, ma una questione in particolare, la questione del petrolio. In Inghilterra il petrolio era nazionalizzato, quindi il petrolio inglese era di proprietà del governo, dello Stato inglese. Quindi gli inglesi avevano interessi nel petrolio, il governo inglese aveva interessi nel petrolio. In Italia nel 23-24 c'è stato uno strano affare. A un certo momento Mussolini, andato al potere, semplifica molto l'assetto, diciamo, della pubblica amministrazione, dei ministeri, e riunisce le attività produttive in un unico ministero, il Ministero dell'Economia Nazionale, a cui affida l'incarico di interessarsi del petrolio. Ora, signori, il petrolio è il vero protagonista del Novecento, diciamo. La prima guerra mondiale è stata vinta perché? Perché le potenze alleate avevano una disponibilità di petrolio che non avevano i tedeschi. Un generale inglese a Parigi alla conferenza di pace dice: la nostra vittoria galleggia sul petrolio. I fornitori di petrolio agli alleati era la Standard Oil, una grande compagnia americana, la ESSO per capirci, SO, Standard Oil. La Standard Oil ha il monopolio di questo del commercio. In Italia già, che è avviata la motorizzazione ormai, in Italia la Standard Oil ha il monopolio della distribuzione del petrolio, ma non della produzione. L'Italia la produzione non ce l'ha, però si sa che sotto il nostro sottosuolo c'è petrolio, se viene cercato. Mussolini affida a una società americana, affida la ricerca del petrolio, e in questo passaggio c'è anche un passaggio di soldi. Il Matteotti in Inghilterra, dai concorrenti inglesi, perché gli inglesi era British Petroleum, dai concorrenti inglesi ha le prove che sotto c'è stata corruzione. In questo affidare la ricerca del petrolio in Italia, affidarla a una compagnia americana, la Sinclair Oil, una delle 7 sorelle, per capirci, ma che era gestita di nascosto dalla Standard Oil. Dietro alla Sinclair Oil c'era la Standard Oil che manovrava. Questo, diciamo, contratto
viene innaffiato con soldi, con denaro, che prende la strada di Milano del Popolo d'Italia, la strada del giornale di Mussolini. Gli inglesi, che sanno, hanno tutto l'interesse a far saltare questo accordo perché vogliono loro entrare. E che cosa fanno? Danno a Matteotti le prove di questa corruzione. Quando Matteotti rientra in Italia dal viaggio in Inghilterra, e siamo ai primi di maggio del 24, Matteotti mostra un interesse fortissimo, cosa che non aveva fatto in precedenza, un interesse fortissimo per questa che veniva chiamata la Convenzione Sinclair. E questo lo dirà a più riprese. Anzi, un suo scritto che uscirà postumo dopo la morte, uno scritto che lui farà per una rivista inglese, la English Life. In questo scritto Matteotti scrive: io ho raggiunto la certezza, so che sono stati corrotti per stipulare questo contratto alti dirigenti del governo del partito fascista. Ho le prove, e questo lo scriverà a metà maggio, ma uscirà naturalmente sulla rivista inglese, uscirà postumo, uscirà a luglio. Però questa cosa ci dice che lui sapeva. Poi abbiamo un'altra prova molto forte. Quando Matteotti sparisce e si sa subito che è stato ucciso, i giornali inglesi, soprattutto l'organo del partito laburista, il Daily Herald, esce con degli articoli in cui dice esplicitamente: Matteotti è stato a Londra, ha parlato con noi e ci ha detto chiaramente che lui era contro questa convenzione, che questa convenzione si basava sulla corruzione e che lui, rientrato in Italia, avrebbe denunciato i corrotti che si trovano negli alti gradi del partito e del governo fascista. Il Daily Herald lo scrive a chiare lettere, ci sono i giornali inglesi dell'organo del partito laburista, esplicitamente dicono: Matteotti a Londra, quando è venuto qui, ci ha detto chiaramente che sapeva e aveva intenzione di denunciare. Dico questo perché questo poi starà alle origini poi del delitto, secondo la versione che io sostengo e che non sono più io a sostenere, ma che inizialmente ho sostenuto io e mi sono trovato anche, come dire, a confliggere con chi difendeva la posizione tradizionale, cioè Matteotti è stato ucciso perché ha fatto il 30 maggio un discorso cattivo nei confronti di Mussolini, per cui Mussolini, arrabbiato, ha dato ordine di ammazzarlo. Sì, veramente, come dire, si ha un'idea dell'intelligenza di Mussolini molto bassa. Che Mussolini, dopo aver vinto le elezioni nell'aprile del 24 e avere il 60% del Parlamento dalla sua parte, in aprile, a fine maggio, decide di ammazzare Matteotti, cioè il capo dell'opposizione. Questa versione ha dato poi la stura naturalmente a tante, come dire, interventi anche di storici ambiguamente innocentisti verso Mussolini, perché è talmente incredula l'interpretazione, diciamo incredula come dire, i moti di reazione a questa spiegazione, che chiaramente si infila dentro poi anche quello che dice: ma non può essere, è stato un incidente, cioè Mussolini avrà dato tutt'al più l'ordine di dargli una lezione e poi la cosa è finita in tragedia, ma non c'era l'intenzione di ammazzare. Quindi la versione classica tradizionale apre un'autostrada poi alle versioni assolutiste di Mussolini, assolutistiche di Mussolini, nel senso che Mussolini, insomma, avrebbe dato un ordine, insomma, arrabbiato a sentire questo discorso, avrebbe detto ai suoi sgherri: ma prendetelo a bastonate,
perché m'ha stancato con queste cose, e loro sono andati e poi l'operazione maldestra è finita in tragedia. Ecco, questa era, come dire. Ora, per decidere di uccidere in modo intenzionale il deputato che è l'oppositore principale in Parlamento, ci devono essere motivi seri, motivi molto più seri che non il discorso, che del resto un discorso molto coraggioso, quello del 30 maggio, ma un discorso di denuncia di violenze che già aveva fatto Matteotti con il suo giornale, insomma erano accuse che circolavano e di cui Mussolini si era sempre in fondo disinteressato. Quindi torniamo invece al movente del delitto e quindi al fatto. Matteotti torna e è presente all'apertura della Camera, dei lavori parlamentari del nuovo Parlamento uscito dalle elezioni del 6 aprile del 24. E c'è il tentativo da parte dei fascisti di convalidare in blocco tutti gli eletti, cosa che non era mai avvenuta prima di allora, cioè gli eletti dovevano passare attraverso una commissione che legittimava l'elezione. A un certo momento si alza Farinacci, credo, si alza e dice: ma che stiamo a perdere tempo? Convalidiamo in blocco tutti gli eletti. Matteotti si alza e fa il famoso discorso. Dice: no, a questo punto io chiedo di invalidare in blocco le elezioni, perché le elezioni sono avvenute in un clima di violenze, non sono state elezioni libere, e fa un elenco di violenze che avevano subito i parlamentari dell'opposizione, i leader dell'opposizione. Il discorso viene ripetutamente interrotto in una gazzarra al Parlamento, tentativi di minacce con il presidente della Camera fascista che gli dice: ma onorevole Matteotti, chiuda il discorso, si segga. Matteotti gli diceva: io ho il diritto di parlare e voglio parlare e dirle tutto quello che voglio dire. E quindi Matteotti continua, fa un lungo discorso di denuncia. A questo punto Mussolini decide di rispondere con un discorso il 7 giugno molto accattivante, un discorso in cui cerca come dire, di alleviare un pochino gli spigoli, di smussare gli spigoli con l'opposizione. Insomma, un discorso che Turati definisce di un'ambiguità unica, e Turati stesso dice: questo ci sta preparando qualcosa. Ecco, il 10 giugno Matteotti viene rapito, sequestrato sotto casa all'uscita. Ora, Matteotti fino a quel momento, perché diciamo che i lavori parlamentari siano interrotti in attesa della riapertura che sarebbe stata poi l'11 giugno. Il Matteotti trascorre questi giorni a preparare il discorso che gli è stato incaricato di avere dalla direzione del partito, discorso sul bilancio del governo. Quindi lui avrebbe dovuto fare il discorso più importante del gruppo suo parlamentare e si era preparato come era al suo solito. Lui andava tutte le mattine alla Camera, che era chiusa, alla biblioteca della Camera a preparare il discorso, e era circolata la voce che il discorso sarebbe stato molto importante. Un discorso importante e, come dire, tosto. E il discorso lui non lo può tenere perché alla vigilia della riapertura, che era l'11, il 10 giugno un gruppetto di fascisti della Ceca fascista, adesso poi 3 parole per spiegarvi, della Ceca fascista lo aspettano sotto casa, lo sequestrano alla luce del giorno, con violenza lo tramortiscono, fanno un'aggressione. Loro sono, ci arriviamo però, lo tramortiscono, lo sequestrano, lo buttano su questa macchina e partono a tutta velocità fuori, verso la campagna. Matteotti non verrà più ritrovato, verrà ritrovato 2 mesi dopo, in maniera apparentemente casuale. Il gruppetto che lo sequestra era
erano componenti della cosiddetta Čeka fascista. Čeka era la polizia sovietica, diciamo, però Mussolini l'aveva chiamata Čeka, ma aveva aggiunto fascista per dire siamo feroci come quella polizia, che era stata costituita da Mussolini. Era stato Mussolini che di nascosto l'aveva voluta e ne aveva parlato con il gruppetto dei suoi più fidati amici. E chi sono questi della Čeka? Sono ex arditi della prima guerra mondiale, cioè gente fecatacci, gente che insomma accoltellava nelle trincee, insomma non erano, come dire, angioletti, non erano persone per bene, erano gente che aveva fatto tutta la guerra, sì, ma insomma in un corpo come quello degli arditi, che era un corpo speciale e che veniva utilizzato per operazioni molto molto ardite. Questo gruppetto, ve li presento, era costituito da, questo è Dumini, l'altro è Amleto Poveromo, un macellaio di Como, poi c'è Aldo Putato, poi c'è Giuseppe Viola e questo Otto Tirchald. Otto Tirchald era un austriaco, era una spia, aveva disertato l'esercito austriaco, si era messo con gli italiani, insomma era passato a fare la spia contro gli austriaci, era stato reclutato da Dumini per seguire Matteotti a Roma, per studiarne le abitudini. Ora, che il delitto non nascesse dal discorso del 30 maggio, io l'ho dedotto anche dai documenti. Allora faccio una piccola parentesi. Io mi considero un allievo di De Felice, di Renzo De Felice. Io lavoro sui documenti. A me, lo storico serio, a mio avviso, è chi lavora sui documenti, non chi scrive di quello che hanno scritto altri. Ecco. Lo storico, se vogliamo chiamarlo, quello è un divulgatore, è un'altra cosa. Lo storico è quello che lavora sui documenti e fa ricerca. Ora, i documenti del delitto Matteotti, perché viene aperta un'istruttoria naturalmente. Appena Matteotti sparisce e si sa che l'hanno ucciso, si apre un'istruttoria, ci sono dei magistrati che cominciano a indagare e si accumulano documenti, si producono documenti. Tutti gli atti istruttori che poi confluiranno nel procedimento giudiziario, in 2 procedimenti giudiziari, quello farsa di Chieti del 26 e l'altro più serio nel 47, nel dopoguerra, questi documenti erano considerati non consultabili fino a molto tempo fa. In realtà si violava una legge che dice che dopo i 40 anni i documenti si possono consultare. Allora, praticamente si faceva partire, i 40 anni si facevano partire dal 47, dal secondo processo. In realtà si devono far partire dal processo del 26 a Chieti. Non solo, ma poi era considerato non un fatto di importanza storica, ma un fatto di sangue. Quindi ricadeva in una sorta di legge per la privacy, per cui non si potevano consultare. Insomma, io per poter studiare i documenti sono andato a Londra. Perché? Perché nel 26, quando viene fatto il processo, la famiglia Matteotti si era costituita parte civile e aveva messo un avvocato. L'avvocato era un amico di Matteotti, un deputato socialista, anche un leader socialista, che era Modigliani. Modigliani, come avvocato di parte civile, aveva il diritto a consultare i documenti, gli atti istruttori. Che cosa fa? Ne fa una copia all'insaputa dei magistrati. Ne fa una copia e, su sollecitazione di Salvemini, che già stava in esilio a Londra, manda tutti i documenti a Salvemini. Salvemini se li studia, però non ha il tempo di scriverci sopra, perché poi viene chiamato negli Stati Uniti all'MIT e lui lascia questi documenti alla London School of Economics, li dona. Questo non lo sapeva nessuno. Io leggendo gli scritti di Salvemini ho avuto il sospetto, per una serie di dati che non vi sto
adesso annoiando, ma ho capito che Salvemini aveva visto dei documenti che io non avevo visto, che non erano documenti che circolavano, e quindi sono andata quasi a colpo sicuro, sono andata alla London School of Economics, ho chiesto se ci fossero, e loro con mia grande sorpresa hanno tirato fuori 8 enormi binder che sono copia di tutti gli atti istruttori che stavano depositati in copia originale a Roma. Per cui ho studiato a Londra su questi dati che sono la copia degli atti istruttori. Adesso gli atti istruttori finalmente li fanno vedere, li fanno consultare, stanno all'Archivio di Stato. Quindi il mio libro, quando è uscito, è il primo libro che si affida agli atti istruttori. Tutti quei libri precedenti erano un po', diciamo, la fonte loro, erano i giornali, le memorie, eccetera. Il primo libro che si fonda sugli atti istruttori è il mio, che ho trovato appunto, gli atti istruttori che ho trovato a Londra. Allora, in questi atti istruttori è molto chiaro che i magistrati puntano anche sulla pista affaristica, cioè vogliono capire e raccolgono, ad esempio negli atti istruttori c'è l'articolo di Matteotti che era uscito su English Life in Inghilterra, loro lo leggono, loro hanno dei sospetti su questo e quindi in un certo senso l'idea dei magistrati era quella di arrivare a incolpare Mussolini, perché i primi magistrati capiscono subito che il mandante era stato Mussolini, lo capiscono immediatamente, perché quando arrestano questi tizi, che arrestano subito, questi non parlano, però c'è l'austriaco che parla, Otto Tirchald, e comincia a parlare e quello che dice fa capire molto bene ai magistrati che si trattava di un delitto intenzionale, volontario. E che cosa poi taglia la testa al toro? E questo ho cercato di convincere anche i miei colleghi che ancora sono legati al discorso del 30 maggio. In questi atti istruttori c'è anche il sequestro del registro dell'albergo Dragoni, era un albergo del Tritone, dove questo gruppetto della Ceca era sceso venendo da Milano il 22 maggio. Questo gruppetto di assassini viene chiamato a Roma il 22 maggio e il 22 maggio si mette a seguire Matteotti, a studiare le abitudini. Il discorso del 30 maggio c'entra poco. Questi il 22 maggio vengono a Roma con l'ordine di far fuori Matteotti. Quindi questa è una delle tante prove che si possono portare a rafforzare questa cosa. Quindi diciamo che Matteotti dopo 2 mesi viene ritrovato viene trovato lo scheletro fondamentalmente di Matteotti, perché questi tizi lo avevano, questa è l'auto con cui l'avevano sequestrato, che viene ritrovata subito per un caso proprio. Questa è la fossa della Quarterella, dove era stato messo, è una macchia a 20 km da Roma, e questo è il teschio di Matteotti, cioè questo era ridotto così, lo riconoscono per la dentiera naturalmente, per la chiostra dentaria. È il dentista di Matteotti che riconosce. Questa è la giacca di Matteotti che trovano poi insanguinata, con la manica, e questo è Dumini in prigione. Guardate la prigione di Dumini, pranzi, cene, festicciole, eccetera. Poi no, ce ne stanno altre che si sta facendo partita a carte col prete, col cappellano lì, insomma è una prigione dorata, nel senso che praticamente la pena è irrisoria, gli danno pochi mesi, gli danno qualche anno, però poi con una serie di agevolazioni praticamente si fa qualche mese di prigione e esce. Naturalmente l'accusa è delitto preterintenzionale, ma perché? Perché i magistrati che avevano iniziato l'istruttoria, i 2 magistrati, c'è un bellissimo film di Vancini, vecchio, Il delitto Matteotti, forse ve lo consiglio, molto bello.
I due magistrati, c'è un'interpretazione di De Sica che fa il magistrato, uno dei due, del Mauro, del Mauro, l'altro Tancredi, del giudice, Mauro del giudice. Questi due magistrati, approfittando del terrore, del vuoto che si era creato attorno a Mussolini, perché praticamente chi ha vissuto quell'epoca, mi ricordo, io ho avuto anche il piacere di intervistare all'epoca qualcuno che aveva vissuto da giovane, cioè che lo scudetto del partito fascista se ne trovavano a mucchi agli angoli delle strade, cioè la gente si liberava di questi segni di adesione al fascismo perché si vergognava. E quindi e Mussolini stesso scriverà: se ci fosse stato qualcuno che avesse imboccato Palazzo Chigi e fosse venuto su a spararmi, non avrebbe trovato nessuno ad ostacolarlo. Cioè praticamente l'avevano scaricato. E lui, Mussolini, riesce proprio per questa incapacità dell'opposizione a costruire l'opposizione, Mussolini riesce a navigare e poi a salvarsi. Ma soprattutto sul piano giudiziario, mentre i primi due magistrati, Tancredi e Del Giudice, la loro istruttoria conduceva, le loro indagini conduceva alle responsabilità dirette di Mussolini, solo che sapevano molto bene che se avessero accusato subito Mussolini, per lo statuto albertino in vigore, per la Costituzione dell'epoca, non poteva essere giudicato da una magistratura ordinaria il capo del governo, ma gli atti sarebbero passati al Senato riunito in Alta Corte di Giustizia e loro avrebbero giudicato. Ciò significava che il Senato, del tutto fascistizzato, avrebbe dovuto giudicare Mussolini. Tant'è che Mussolini si sente talmente protetto da questo che dirà più spesso, quasi come sfida: denunciatemi, fatemi giudicare. In realtà che succede? Quindi i due magistrati che fanno? Cominciano a colpire gli uomini più vicini a Mussolini e li cominciano a mettere in galera perché vogliono costruire poi un'accusa su Mussolini dalla quale il capo del fascismo non può sfuggire. Quindi colpiscono Cesare Rossi, Marinelli, De Bono, Finzi, tutto il gruppetto, il gota mussoliniano attorno a Mussolini, dicendo: questi sono complici del delitto. Quindi la strategia era molto chiara. Volevano arrivare a colpire Mussolini solo quando sarebbe stata talmente evidente la responsabilità di Mussolini che non poteva pure l'Alta Corte di Giustizia assolverlo. Però questa strategia viene incompresa da alcuni oppositori. Uno tra questi è un popolare, diciamo il partito di Dosturzo, per capirci, il quale che cosa fa? Fa quello che quei magistrati non volevano fare. Denuncia De Bono, il capo della polizia, di modo che De Bono senatore, come dire, per giudicarlo, solo senatori possono giudicarlo e succede il patatrac. Quei documenti che quei magistrati ordinari non avevano voluto come dire, far uscire dalle loro mani, esce dalle loro mani, tutto l'incartamento passa al Senato e Mussolini può vedere finalmente a che livello era arrivata l'indagine su di lui. E che cosa fa? Corre ai ripari. Prende i due magistrati e li sposta. Le manda uno in Sicilia e un altro in Sardegna. Dopodiché fa venire, al posto dei due magistrati, fa venire due magistrati di cui, tanto per essere chiari, uno dei due è il cognato di Farinacci. Quindi siamo, diciamo, a livelli, diciamo, di una complicità unica. Quindi, mentre i primi due magistrati puntavano al delitto volontario, questi due che diciamo sostituiscono i primi due puntano al delitto preterintenzionale, al delitto involontario. Sì, è stata una lezione che è andata male e Matteotti c'è rimasto. Quindi, diciamo, la pena è lieve. Intanto escono tutti i collaboratori di Mussolini che i primi due avevano arrestato, escono tutti. E quei quattro
non tutto il gruppetto della Ceca poi viene giudicato, ma solo 4, 3 si salvano e 1 si fa qualche mese di galera e poi esce. Quindi lì finisce la farsa sul delitto Matteotti. Voglio tornare un momentino sulla pista affaristica. Perché voglio tornare su questo? Perché ci sono 2 cose che occorre aggiungere. Quando Dumini, che era il capo del gruppo della Ceca, Americo Dumini, voi sentirete pure qualcuno che dirà Dumini, io lo chiamo Dumini perché ho sempre sentito Dumini, e quando Dumini esce di prigione chiaramente va a battere a cassa da Mussolini, cioè io vi ho salvato, non ho parlato, mi sono assunto tutte le responsabilità, quindi voglio i soldi. Mussolini dà abbastanza, ma lui è un ingordo, vuole molto di più e quindi comincia a rompere le scatole a Mussolini, comincia a battere a cassa, fino a che Mussolini, che ormai è in sella perché ha passato la crisi, ormai abbiamo visto che si è costruito il suo regime totalitario, il regime a partito unico, non deve rispondere a nessuno. Mussolini lo prende e lo sbatte al confino. Dice adesso vedrai che apprenderai la lezione. Dumini è un tipo tosto, non si fa impaurire facilmente, per cui quando esce quando torna a casa dal confino, continua a chiedere e Mussolini lo risbatte al confino, quindi c'è una specie di braccio di ferro. Alla fine Dumini che cosa fa? Scrive un testamento che riesce a far arrivare all'estero a degli avvocati americani, perché nessuno lo sa, ma Dumini era cittadino americano fondamentalmente, perché era nato a St. Louis, dalla madre che era inglese e dal padre fiorentino, ma lui era nato a St. Louis nel Kansas. E lui lo fa arrivare agli avvocati, questi avvocati americani, e fa avvertire Mussolini: se mi succede qualcosa, quel documento verrà reso pubblico, e in quel documento c'è la storia del delitto Matteotti. Questo documento ha dormito fino agli anni '80. Finalmente ne abbiamo trovato una copia negli archivi dell'FBI, perché l'FBI è andata rapidamente, quando scoppia la guerra, va dai 2 avvocati e gli dice: guarda, fammi vedere queste carte, che cosa dicono. I 2 avvocati, grande ipocrisia anglosassone, diciamo. Gli avvocati dicono: no, non possiamo, è una carta privata, però sai che facciamo? Noi abbiamo da fare un momentino di là, altre cose, lasciamo un po', diciamo, questa carta qua, se lo fate un po' voi, torneremo fra una decina di minuti. Questi fanno scattano foto e se le portano via. Quindi il documento è agli archivi dell'FBI e si può leggere, e io l'ho pubblicato nel libro, dove Dumini scrive esplicitamente: io ho ricevuto l'ordine di uccidere Matteotti, di tappargli la bocca, perché sapevamo che Matteotti il giorno dopo avrebbe fatto un discorso di denuncia alla Camera sulle malefatte, sull'affarismo, sulla corruzione che toccava, dice Dumini, lo dice Dumini, toccava questione, lui dice, di maleodorante petrolio, che toccava anche il fratello del capo del governo, cioè Arnaldo, che era l'affarista di famiglia. Perché Arnaldo? Perché Arnaldo era il direttore del Popolo d'Italia. Quando Mussolini prende la marcia su Roma, va al governo, lascia la direzione del suo giornale, la lascia al fratello, che era, diciamo. Quindi Arnaldo è l'affarista, è quello che rimedia soldi, quello che deve raccogliere soldi. Quindi toccava a lui, e le carte, gli atti istruttori rivelano una presenza inquietante in tutti gli atti istruttori di Arnaldo Mussolini. Allora, mi accingo anche un pochino ad andare verso la conclusione, io anche per lasciare spazio poi a domande, se ci sono, diciamo. Diciamo che questi 5 che poi uccidono avranno poi, Dumini, quando farà sapere che la verità del delitto sta in buone mani e quindi lui diventa un intoccabile,
Mussolini smette di dargli fastidio, lo manda in Libia e in Libia gli fa fare affari tra i più loschi che un colono possa aver fatto in Libia. In Libia Dumini si arricchisce, fa di tutto. Balbo, che è governatore di Libia, che è tutto sommato poi onesto, diciamo, tra virgolette, c'è una lettera che scrive a Mussolini, dice: ma chi mi ha mandato? Cioè, questo ci manca poco che fa la tratta degli schiavi. Fa di tutto, io non riesco a tenerlo fermo, gli do soldi continuamente e questo chiede. Mussolini dice: fai quello che... Anzi, Mussolini a sua volta mantiene la famiglia di Dumini in Italia, la mantiene pagandola. Quindi Dumini si arricchisce. Gli altri, Putato, Volpi, Poveromo, hanno tutti delle rendite. Volpi, Albino Volpi, diventa il RAS dei mercati di Milano. Praticamente lui mette il pizzo su tutto quello che succede a Milano. Quando arrivano queste voci a Mussolini, e quando morirà nel 1939, Mussolini gli manderà una corona di fiori enorme e dirà al mio pupillo, Albino Volpi, che era quello che si dice che nella colluttazione nella macchina è quello che ha sferrato la coltellata, proprio che ha ucciso. Matteotti muore con una sola coltellata al cuore e lo riescono ad accertare i periti soltanto dalla giacca, dai vestiti, perché lo scheletro, quello lo scheletro era, diciamo, un corpo mummificato. Lo riescono a capire solo da quello. E quindi Albino Volpi sarà quello. Altri diventeranno, Poveromo lo mandano in Eritrea e in Eritrea mette in piedi una linea di trasporti di 300 camion. Ma un'ultima cosa che mi ha creato un pochino anche devo dire, un po' di problemi con la famiglia di Matteotti, perché il mio ultimo capitolo del libro, a un certo momento, chiaramente la famiglia di Matteotti è una famiglia, insomma, non dico ricca, ma insomma, sì, diciamola ricca. Erano dei proprietari abbastanza, insomma. Quando muore Matteotti, le redini della famiglia le prende la madre, Isabella, una donna molto capace, una donna molto forte, che muore però nel 30 e nel 27 muore il suo più caro amico, il cognato, Emmerich Steiner, che era un altro uomo, un antifascista adamantino, che aveva tenuto, diciamo, la famiglia lontana dal fascismo e il fascismo lontano dalla famiglia. Quando muoiono questi due pilastri, tutto finisce in mano alla moglie, a Velia. Velia è una donna molto provata da tutto, dalla tragedia. Hanno 3 figli, 2 maschi e una femmina, Matteo, Giancarlo e Isabella. È una donna fragile e psicologicamente molto provata. Lei a un certo momento si trova, gestendo lei gli affari di famiglia, fa degli errori e si trova in una situazione di emergenza. I soldi, deve dare soldi indietro che non ha. Si tratta di centinaia di migliaia di lire. Insomma, lei compra un terreno che poi va a finire male. A questo punto pensa di chiederli ai compagni di Matteotti che stanno tutti all'estero, sono tutti esuli. Aggiungo, il capo della polizia aveva inserito, aveva infiltrato nella famiglia Matteotti una spia. Questo De Ritis, un ex socialista, che era stato un amico alla lontana di Matteotti negli anni 20. Si era presentato, imboccato dal capo della polizia, da Bocchini, si era presentata la vedova, insomma aveva vinto le resistenze della vedova, della famiglia, e si era proprio inserito nella famiglia e riferiva tutto quello che accadeva a Bocchini. Guardate che negli archivi ci stanno dei pacchi così di relazioni che sta spia faceva al capo della polizia giorno dopo giorno sulla famiglia, perché il regime aveva paura
che la famiglia riuscisse ad espatriare, e la famiglia all'estero significava che diventava una sorta di bandiera, diciamo, dell'antifascismo, e quindi la controllavano. Questo Deritis Tisde, nome di battaglia Tisde, questo riferiva tutto. Quando Velia decide di chiedere i soldi ai compagni esuli a Parigi, Bocchini riesce a convincere questo Deritis di farsi affidare lui l'incarico di andare a Parigi a chiedere i soldi ai compagni, con l'ordine però di dire: devi far fallire le trattative, perché questa signora dobbiamo costringerla a chiedere i soldi a noi. Quindi Deritis va a Parigi e praticamente le trattative le fa in una maniera assurda. Amendola Giorgio è l'unico che se ne accorge di qualcosa, perché lascerà scritto in una relazione che ho trovato in archivio, dirà: ma quale compagno? Questo è venuto con la logica del banchiere, questo vuole soldi, ma non si capisce nemmeno come li sta chiedendo sti soldi, ma poi li chiede a noi, siamo esuli. L'unico che dice qualcosa, Salvemini dice: vabbè, dia alla vedova che scrivesse le sue memorie, noi non abbiamo sti soldi. Se lei scrive delle memorie e le fa uscire, io le pubblico negli Stati Uniti e con questi soldi riusciamo a darglieli. Ma praticamente Deritis invece alimenta la rabbia della moglie, della vedova, al punto che poi gli suggerisce lui di rivolgersi alla polizia, sostanzialmente al governo Mussolini. E lei, per rabbia, si rivolge al governo Mussolini, i quali prontissimi danno i soldi. Danno i soldi e neutralizzano a quel punto. Lei l'unica cosa che chiede è che, o meglio, il regime l'unica cosa che chiede come gesto, che uno dei 3 figli fosse mandato in una scuola pubblica, perché fino a quel momento i 3 figli di Matteotti la famiglia non li aveva mandati alle scuole pubbliche perché non voleva che si assoggettassero, diciamo, allo Stato fascista. Lei chiede come contro, diciamo, richiesta che sì, avrebbero mandato un figlio, ma non avrebbero dovuto costringerlo a indossare la camicia nera. Ecco, quindi un compromesso di questo genere. Purtroppo questi documenti vengono fuori nel dopoguerra e c'è tutto un carteggio. Nenni, che è l'alto commissario per i reati fascisti, è quello che i documenti poi li vede, quando si trova di fronte i documenti di questa spia che ancora nel dopoguerra chiaramente si ripresenta dicendo: ma io sono un socialista, sono stato un socialista e sono stato un amico di Matteotti. Nenni con quelle carte in mano naturalmente lo allontana e avverte il figlio Matteo Matteotti, lo avverte, dice: guarda, tienilo lontano perché questo vi ha compromesso, è una spia, è stato un fascista. Matteo ha difficoltà perché rendetevi conto che i 2 ragazzi, quando muore il padre, sono dei bambini e quindi Deritis li tira su lui, cioè lui diventa una specie di tutore, e quindi pure questi ragazzi praticamente non hanno conosciuto il padre, hanno conosciuto solo questo Deritis che li ha tirati su, hanno difficoltà nel dopoguerra ad accusarlo e quindi si crea uno psicodramma molto serio. Però Matteo alla fine, io ricordo, siccome quando è uscito la prima versione di questo libro Matteo era ancora vivo, io con lui ho avuto anche un confronto abbastanza serio, insomma lui negava, poi però ha dovuto scrivere un libro, Quei 20 anni, dove in qualche modo accetta l'idea che questo Deritis fosse una spia messo lì da Bocchini. Quindi ecco, c'è questa realtà che non va a toccare assolutamente, chiaramente a macchiare la figura del martire, la figura di Matteotti. Matteotti, come dire, è una figura di grandissimo spessore morale. Un'ultima cosa, una piccola lancia ancora a favore della versione affaristica, del delitto affaristico.
ci siamo sempre chiesti, ma perché questi lo prendono alla luce del sole? Se vogliono dargli una lezione, aspettano un momento migliore, di notte. Matteotti rientrava a casa, andava alla camera, poi la sera rientrava tardi certe volte. Una situazione migliore, bastonate. E poi, perché sequestrarlo? In realtà tutte le spedizioni punitive avevano seguito un certo copione. Erano quelle che arrivava la squadraccia, picchiava, lasciava l'oppositore sull'asfalto sanguinante e scappava, se ne andava. Quella era la lezione. Dumini si trova in difficoltà quando cerca di avvalorare questa versione e il magistrato gli pone una domanda fondamentale. Dice sì, ma perché volevate portarlo via? Non c'ha spiegazione. La lezione non viene spiegata, il sequestro non viene spiegato con la lezione. E lui ha difficoltà, tant'è che di fronte a questa obiezione lui tace e starà zitto per 2 mesi. E saranno l'imbarazzo dello stesso regime, perché il regime non sa come fare. Quello che può garantire Dumini è il silenzio, loro non parleranno. E quindi quando è che cominceranno a parlare? Quando potranno dare una molto, diciamo, balorda spiegazione del sequestro, perché vorranno spiegare che volevano sequestrare Matteotti per interrogarlo su alcune morti di fascisti avvenute in Francia e che loro sospettavano ci fosse la mano di Matteotti. Cioè Matteotti, una sorta di capo della mano nera socialista che in Francia rapiva i fascisti e li ammazzava. A parte che di fascisti morti in Francia, il magistrato lo dice subito, dice ma questi fascisti morti in Francia, ma dove sono? E riescono a fare il nome di Bonservizi, ma quello lo ammazza un anarchico, era tutto chiaro. Quindi non ci stanno queste cose. E poi una bugia che non reggeva. Perché? Ma tu vuoi interrogarlo e poi lo lasci e lasci Matteotti libero di tornare, cioè tu in pieno giorno hai sequestrato Matteotti e naturalmente era tutta una bugia. Io ho trovato, e chiudo veramente, ho trovato le carte che Mussolini si stava portando via il 25 aprile del 45. Quando c'è l'insurrezione in Italia con Mussolini, chiaramente cerca di scappare al nord e viene preso e poi si sa, insomma, viene ucciso e poi lui, quando scappa, raccoglie molti documenti e li mette in una serie di scatole e li mette su un camioncino che segue la colonna in fuga. Questo camioncino va in panne e siccome ormai la zona pullulava di partigiani, l'autista lascia il camioncino e scappa, naturalmente. I partigiani arrivano, aprono queste scatole, si rendono conto che le carte sono importanti, le prendono e le portano al prefetto di Milano, prefetto straordinario, Annoni, il quale le tiene e le consegna poi a Roma nel 1946. Queste carte vengono poi portate a Roma e la polizia le dà all'Archivio Centrale, il quale praticamente le mette negli scantinati e lì stanno per qualche decennio. Io avevo subdorato la presenza di questo dai protocolli d'ingresso del materiale. Vedevo protocollo, carte sul delitto che sono entrate, ma dove stanno? Quindi abbiamo fatto una lunga, grazie anche alla cortesia naturalmente dei funzionari dell'Archivio Centrale, abbiamo finalmente trovato queste carte. E in queste carte, oltre a tutta la storia dei finanziamenti alla famiglia Matteotti, ci stanno anche delle lettere di Dumini, autografe, di Dumini, che Dumini dalla prigione fa pervenire a Mussolini. Sono lettere che passano nelle mani dell'avvocato di Dumini, questo Vaselli. Chi non è romano, Vaselli magari non gli dirà nulla, ma Vaselli è l'uomo che ha asfaltato tutta Roma,
la ditta Vaselli, ha asfaltato tutta Roma. Uno dei fratelli era un avvocato, era l'avvocato che Mussolini mette a Dumini. Questo Vaselli fa da intermediario. Dumini scriveva lettere che passava a Vaselli, l'avvocato, e l'avvocato le portava a Mussolini. E infatti stavano tra le carte che Mussolini si stava portando via. Qui c'è una dichiarazione chiara di Dumini, quando dice: "Oh, sbrigatevi a tirarci fuori da qui, perché io non parlo, ma non posso garantire per i miei compagni. Questi vogliono uscire, quindi sbrigatevi a trovare un modo di farci uscire". Ma dice: "Ma vi rendete conto che stiamo ballando tutti su una mina? Vi rendete conto che questi, se parlano, dicono che noi abbiamo eseguito vostri ordini, abbiamo ucciso su vostri ordini, e non possiamo negare che chi ci ha dato l'ordine è Cesare Rossi, Giovanni Marinelli, su mandato di Mussolini. Quindi questi parleranno e si arriverà rapidamente. Quindi il grande capo deve sapere che stiamo ballando su una mina. Io non li posso, come dire, contenere entro un certo limite, poi finiranno per parlare". E queste cose vengono dette esplicitamente sulla lettera, su queste lettere, sono diverse lettere. Quindi c'è la dichiarazione già su questo carteggio, la dichiarazione della colpevolezza. Dumini si prende la responsabilità, dice esplicitamente: "Io ho eseguito degli ordini e questi ordini me li avete dati voi". E non solo su Matteotti, ma tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto su vostro ordine, è chiaro. E quindi fanno l'elenco di tutte le azioni della cieca fascista: la bastonatura a Forni, la bastonatura a Misuri, la devastazione di Nitti, del villino di Nitti. Fanno un elenco, dicono: tutte queste cose noi le abbiamo fatte perché ce l'avete ordinate voi, e quindi noi per ora tacciamo, però sbrigatevi a tirarci fuori. Questo era il messaggio che Dumini mandava attraverso queste carte, lettere autografe, quindi non è che, voglio dire, si possa dire, no, come dire, una lettere riprodotte da altri. Ecco, quindi il delitto è un delitto che sicuramente è partito da Mussolini. E perché alla luce del giorno, quel giorno 10? C'è un documento, c'è un telegramma che mandano dall'ufficio petroli del Ministero dell'Educazione Nazionale, mandano a Washington del 5 giugno. Documento che dice: "Dovete dirmi", all'ambasciatore italiano, "dovete indagare sui rapporti fra Sinclair Oil e Standard Oil, perché non sono chiari, e ce lo dovete dire entro il 10 giugno". È molto evidente quindi che loro considerano la deadline, diciamo, la considerano il 10 giugno perché l'11 è inutile sapere. L'11 sanno che Matteotti è iscritto a parlare. Allora, il primo progetto di uccidere Matteotti è a Vienna, è sul treno per Vienna. Matteotti ha chiesto il passaporto e stavolta, caso strano, gliel'hanno dato, però limitato a Vienna. Lui doveva andare a Vienna per un convegno di socialisti. Il gruppo della cieca fascista si mette, e il treno, lui doveva stare lì il 9 e il treno avrebbe dovuto prendere il 7. Loro stanno tutto il giorno, il 7, tutto il giorno sotto casa a vedere se esce di casa per andare a prendere il treno. Allora, per andare a Vienna non si poteva ancora passare nel teatro della Prima Guerra Mondiale, si andava a Milano e da Milano si andava a Vienna. Quindi il treno per Milano. Dumini, per essere certo che non è partito, è rimasto a Roma, monta sul treno alla stazione Termini e comincia a fare su e giù per vedere se vede Matteotti. Quindi una volta che si accertano che Matteotti non è partito, capiscono che Matteotti è rimasto per intervenire alla Camera l'11, e quindi scatta il piano B, perché il piano A era quello di seguire Matteotti e ucciderlo a Vienna per far ricadere la colpa su fascisti viennesi, fascisti tedeschi, insomma era quella. Lo dice Tirchald, lo dice l'austriaco, dice molto chiaro: "A me mi hanno reclutato perché conosco il tedesco,
dovevo seguirlo. Quindi il piano, diciamo, il piano B, il piano A salta e quindi è il piano B, ma siamo a sabato, domenica, martedì aprono le camere, quindi c'è solo lunedì per farlo fuori. E ci sono solo due momenti, il momento che lui esce di casa e il momento in cui rientra. E se esce di casa alle 3 per andare alla biblioteca della Camera a studiare. E lo aspettano quel giorno a quell'ora fuori e debbono farlo alla luce del sole. Quando, pover'uomo, quando questo tizio, pover'uomo, viene preso nel 45 i partigiani, l'insurrezione vanno subito a prendere chiaramente i responsabili del delitto. Pover'uomo è uno dei primi che prendono. Pover'uomo lo portano subito dal questore e lui dice esplicitamente: a noi era stato ordinato di fare fuori Matteotti perché non doveva parlare l'11 alla Camera, perché avremmo dovuto tappargli la bocca, perché altrimenti avrebbe denunciato corruzione che toccava alti gradi del fascismo. Esplicito, molto esplicito. Quindi, come dire, il delitto Matteotti è un personaggio scomodo e quindi c'è una componente politica nel delitto, non c'è dubbio. Ma non c'è dubbio che c'è una componente affaristica molto forte che in qualche modo spaventa Mussolini, perché forse è l'unica accusa per la quale il re potrebbe, come dire, allontanarlo eppure farla arrestare. Grazie, io credo che insomma. Allora ringraziamo il professore per questa relazione così dettagliata e esauriente. C'è spazio, credo, per una domanda, perché poi alle 7 dobbiamo lasciare questo spazio. Ma dunque, Matteotti si può dire che rimane stritolato da un ingranaggio molto più grande di lui, non c'è dubbio, non c'è dubbio. È vera una cosa, quindi questa è la premessa. Le carte che lui aveva con sé, tanto per essere, come dire, portare fino in fondo il ragionamento. I testimoni, quei pochi che assistono al sequestro, dicono che gli aggressori colpiscono Matteotti, Matteotti perde tutti i documenti, si sparpagliano sull'asfalto e uno dei 5 li raccoglie accuratamente e se li porta via. E due di questi 5 dicono nel dopoguerra, quando vengono arrestati, dicono che quei documenti la sera Domini li porta via con sé, li porta e li consegna per una strada che passa attraverso Marinelli e Cesare Rossi a Mussolini. Mussolini, e su questo sono dati, come dire, incontrovertibili, Mussolini riceve da Fasciolo, dal suo segretario privato, la sera stessa del delitto, riceve delle carte, compreso il passaporto insanguinato di Matteotti. Questo lo dirà Fasciolo se vi vedete anche la trasmissione di Zavoli, la celebre trasmissione di Zavoli, Fasciolo che ancora era vivente lo dirà esplicitamente. È venuto da me Dumini mi ha dato la cartella di Matteotti, una busta
dicendo falla arrivare al duce che l'aspetta. E dentro, quando lui la porta al duce, Mussolini guarda, tira fuori dalla carta soltanto il passaporto, dice: "Oh, sì, sì, la questione di Matteotti", lo rimette dentro e dice che lo avrebbe bruciato. Queste carte non sono state mai ritrovate. Ora, un'aggressione che accuratamente, un aggressore che accuratamente raccoglie i fogli che si sparpagliano sull'asfalto, ma a me sembra che, voglio dire, sia come dire, un panorama insolito rispetto a tutte le altre aggressioni che ci sono state, Misuri, Formico, quello che dicevo. Un'altra cosa sono gli inglesi che scrivono esplicitamente che Matteotti era al corrente, Matteotti sarebbe venuto a Roma e avrebbe denunciato pubblicamente la corruzione che toccava. Lo scrive Matteotti stesso. Se voi prendete l'articolo su English Life, ma l'originale sta fra le carte Matteotti all'Archivio di Stato, Matteotti è molto esplicito. Io so che ci sono state corruzione e so pure chi sono i corrotti. E dice: e non è vero che la Sinclair Oil è indipendente, ma dietro alla Sinclair Oil c'è la Piovra Standard Oil. Così dice Matteotti. C'è la Piovra Standard Oil. Matteotti quindi ha messo a fuoco la questione petrolifera e vuole denunciare questo. Un articoletto che lui scrive per Echi e Commenti, l'ultimo che lui scrive su Echi e Commenti, dice esplicitamente, parla di una questione di petrolio che vede i corruttori che siedono al governo nei più alti gradi. Ora, certo, se vuole banalizzare e dire Matteotti come dire, è stato ucciso per una questione di petrolio, io le dico, se la vogliamo portare alle estreme conseguenze, diciamo che c'è un elemento fortissimo che conduce a questo, ma questo non toglie nulla. Matteotti sa perfettamente che rischia, e rischia moltissimo, e sa perfettamente che denunciando sta portando un colpo mortale a Mussolini e al regime fascista. Quindi non è che si sta facendo strumento degli inglesi, non è che si sta facendo strumento degli inglesi. Certamente gli inglesi hanno degli interessi, ma Matteotti guarda le cose in casa sua. E in casa sua significa colpire Mussolini, significa portare un colpo duro al governo Mussolini, alle persone di Mussolini. Sì, no, per carità.